Siamo con mister Ulderici al termine di Bologna-Chievo-Verona, terminato sul punteggio di 0-3 in favore delle giallo-blu. Mister, un commento sulla partita? Siamo molto contenti perché non è assolutamente scontato venire a Bologna e vincere 3-0, ma vincere poi soprattutto con questo dominio di gioco e sappiamo che siamo una squadra che deve giocarsela con tutte, può giocarsela con tutte, però sapevamo anche che non sarebbe stato semplice, loro arrivavano da una vittoria, quindi erano in fiducia, ma noi avevamo gran voglia di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa e quindi siamo felici di aver fatto questa prestazione e siamo contenti anche in questo momento di dove siamo, però guardiamo avanti perché dobbiamo sempre far meglio. Dove siete? Ha perso il Verona, l'avete superata in classifica, adesso siete al quinto posto, un 2024 spettacolare per voi con 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, arrivate con Ternana, capolista e Parma, contentissimo dopo un avvio complicato per via di tutto nuovo, squadra nuova. Come dici tu, noi eravamo una squadra completamente nuova, quindi all'inizio sapevamo di dover prenderci un po' di tempo, per riuscire a trovare un po' la quadra, però poi pian piano l'abbiamo trovata, abbiamo costruito e abbiamo adesso attualmente un'identità ben definita. Le ragazze, chiunque giochi fa quello che deve, siamo molto contenti, stiamo facendo bene, però il campionato è ancora molto lungo. Siamo contenti perché noi facciamo risultati, proponiamo un gioco secondo me importante di comando anche in quelle situazioni dove magari abbiamo delle assenze importanti, perché noi abbiamo spesso delle assenze importanti, ma il fatto che queste assenze non si sentano, diciamo, è perché il gruppo è un gruppo unito, un gruppo che sa quello che vuole, chiunque scende in campo lo fa bene e oggi dedichiamo questa vittoria a Elena Crespi, la nostra giocatrice che purtroppo ha subito un infortunio, vedremo adesso di che entità, però sono tutti importanti, tutte le ragazze, anche quelle infortunate, perché sappiamo che sono con noi e il gruppo è unito e vogliamo ottenere risultati anche per loro. Ecco. Bene mister, complimenti. Grazie. E in bocca al lupo. Grazie mille. Siamo con mister Bragantini al termine di Bologna-Chievo, terminato sul punteggio di 0-3 in favore delle giallo-blu. Mister, un commento su questa sconfitta? Una sconfitta che c'è poco da commentare, non siamo scese in campo come possiamo e dobbiamo fare e non siamo state capaci su un gol fortuito da parte del Chievo. Il primo gol è arrivato su un cross sbagliato, direi, e noi non abbiamo avuto la reazione che invece bisogna avere dopo una rete del genere, punto. Dopo sei in casa, credo che abbiamo preso il gol nei primi 10 minuti, adesso vado un po' a memoria. Ci vuole la reazione giusta, non c'è stata questa reazione ed è lì che poi è venuta fuori una partita completamente a favore del Chievo. Sì, poi anche nel secondo tempo a inizio ripresa, un po' come era capitato a inizio partita, è arrivato il raddoppio del Chievo, seppur non in casualità, ma stavolta una bella giocata da parte della centrocampista Merli, però comunque l'atteggiamento lo salviamo questa volta o anche l'atteggiamento è mancato? No, nel senso, noi abbiamo dimostrato nelle ultime 2 partite che avevamo un atteggiamento, un comportamento, una determinazione completamente differente da oggi e non riusciamo a dare continuità a questo ed è lì che dobbiamo crescere. Dobbiamo crescere perché abbiamo dimostrato 7 giorni fa di fare una partita con una mentalità, con una vivacità, con una voglia completamente differente. Oggi sono secondo me mancate in parte, è mancato questo e quando manca questo poi vai anche in difficoltà ad arrivare prima sulla palla, vincere il secondo pallone e via dicendo. In ultima le chiedo su Brcic che ha dovuto abdicare a fine primo tempo per un infortunio. Sì, purtroppo speriamo che non sia nulla di grave, aspettiamo le esiti strumentali. Faccio un grande in bocca al lupo adesso a Margherita e speriamo che, ripeto, non sia nulla di grave. Bene mister, in bocca al lupo, grazie mille. Grazie.